Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Buongiorno Giulio, siamo in onda. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 6 dicembre, sono le 7:30 e come al solito vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Vediamo subito l'apertura dell'agenzia ANSA, come al solito. Il 2023 sarà l'anno più caldo della storia, lo dice Copernicus, che è il servizio europeo di monitoraggio del clima. Questo è il titolo d'apertura dell'agenzia ANSA di stamani. Le parole del padre di Giulia Cecchettin al funerale, Gino Cecchettin, sono riportate in primo piano sull'agenzia ANSA e su tutti i quotidiani di oggi, che pubblicano interamente il discorso del padre della giovane uccisa. Lo scontro sul salario minimo alla Camera dei Deputati, dove c'è stata bagarre. Conte, 5 Stelle, ha strappato il testo del disegno di legge sul salario minimo delle opposizioni in aula. Il presidente Mattarella ha detto che la dignità del lavoro deve prevalere su tutti gli altri interessi. Il padre di Giulia ai funerali di nuovo, nel terzo titolo di prima pagina dell'agenzia ANSA, la sua morte ci spinga a cambiare, ha detto il padre. Nell'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, funerali a Padova, diretta televisiva, diretta radiofonica e qualche osservazione a margine sulla diretta medesima. Il generale Vannacci: mi difendo da solo, in discussione la libertà delle idee, non c'è bisogno di avvocato nel procedimento disciplinare nei suoi confronti. E poi l'audizione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulle questioni europee e di finanza pubblica. Sul MES nessun ricatto, decide il Parlamento. Patto europeo di stabilità, le nuove regole insomma dell'Unione Europea sulla finanza pubblica dei diversi paesi. Non si può dire sì a regole impossibili, ma lo ascolteremo alle 9:30 il ministro Giorgetti, con gli interventi poi dei deputati delle commissioni riunite bilancio di Camera e Senato, che hanno posto anche delle questioni, con Borghi Bagnai per la Lega al ministro dell'economia. E dalle 9:30 lo ascolteremo, perché non c'è stamattina Carlo Cambi, quindi non c'è la rubrica Gli scorretti, ma una delle notizie del giorno sono state le parole appunto del ministro dell'economia sulle nuove regole europee in tema di finanza pubblica. Non potremmo dire sì a regole impossibili, bisogna investire e le regole attuali impediscono di farlo, di fare investimenti per lo sviluppo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, il ministro Sangiuliano, che ha diffidato la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora dal fare ironia sulla sua ignoranza, su di lui, sulle sue lauree e compagnia bella, e bufera stavolta sul ministro, che insomma ha fatto scrivere dall'avvocato alla trasmissione Un giorno da pecora perché lo prendono troppo in giro. Ratificato l'accordo con l'Albania, ok, del Consiglio dei Ministri, riguarda solo migranti recuperati in acque internazionali. Vedremo poi più in dettaglio dalla DN Cronos il contenuto dell'accordo. E sempre dall'agenzia ANSA di stamani, Sderot, città fantasma, l'artiglieria israeliana martella la striscia di Gaza, il kibbutz di Kfar Aza, devastato dall'attacco di Hamas, ora è zona militare. Il ministro Salvini sul stop del 15 dicembre, ma non per 24 ore, lo sciopero dei trasporti. Per Landini la precettazione ha una logica autoritaria, dice il segretario CGIL contro il ministro Salvini. Vedremo poi di Salvini una lettera al Corriere della Sera sui temi di cui parlavamo poco fa, la finanza pubblica, le regole europee sui bilanci dei diversi stati membri dell'Eurozona. Il PIL dell'Italia intanto più 7, perché magari più 7, più 0,7% nel 2023, stesso ritmo nell'anno prossimo, cioè 0, la crescita sarà trainata dalla domanda interna, se vogliamo parlare di crescita allo 0,
mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, lo sport, Leo Messi, il calciatore argentino Asso piglia tutto, per Time è l'atleta dell'anno, niente meno, lo speciale sul Medio Oriente, ma abbiamo già visto, e poi dalla prima pagina dell'agenzia ANSA ancora c'è da segnalare, adesso ci arriviamo, la cronaca: nell'Agrigentino una donna sfregiata con l'acido, ha arrestato il marito, lei era in una comunità protetta, scrive l'agenzia ANSA. La politica, con le parole di Giorgia Meloni: avanti 5 anni con coraggio e un pizzico di follia. La Premier ha detto che la bussola è il programma votato dai cittadini, il che però può indurre anche a considerazioni circa il rispetto o meno del programma medesimo. In ogni caso, lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo a vedere rapidamente il pezzo dedicato da ADN Cronos alla questione dell'accordo Italia-Albania sui migranti. Il protocollo è stato ratificato dal Consiglio dei Ministri, è stato sottoscritto il 6 novembre scorso, un mese fa, a Roma, da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama. 14 articoli con 2 allegati. Trovate anche il testo sull'ADN Cronos. Nella premessa si sottolinea che bisogna promuovere la crescente cooperazione bilaterale tra Italia e Albania nella prospettiva dell'adesione dell'Albania all'Unione Europea, si intensifica la collaborazione nella gestione dei flussi migratori, eccetera, eccetera. Il protocollo è finalizzato a rafforzare la cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da paesi terzi. All'articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all'utilizzo di alcune aree, cioè terreni, beni demaniali, secondo i criteri stabiliti dal protocollo. Le aree sono concesse all'Italia a titolo gratuito per la durata del protocollo, che è di 5 anni, rinnovato tacitamente per altri 5, salvo che una delle due parti comunichi con 6 mesi di preavviso la propria intenzione di non rinnovarlo. All'articolo 4 si scrive che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture sono gestite dalle autorità di parte italiana secondo la normativa italiana ed europea. Le controversie tra le autorità e i migranti sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture solo per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalle leggi italiana ed europea e per il tempo necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno il titolo della permanenza nelle strutture, è la parte italiana che trasferisce i migranti fuori dal territorio albanese. Trasferimenti da e per le strutture sono a cura delle autorità italiane. All'articolo 4 si stabilisce poi che l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio albanese avviene esclusivamente coi mezzi delle autorità italiane e all'arrivo nel territorio albanese le autorità competenti di ciascuna delle parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente protocollo. All'Albania l'onere della sicurezza all'esterno delle strutture. I migranti sono sbarcati dunque solo da mezzi italiani. All'Albania l'onere della sicurezza all'esterno delle strutture. I costi di soggiorno sono a carico dell'Italia. Il personale italiano non risponde alle autorità albanesi e l'accesso alle strutture è consentito ad avvocati e agenzie internazionali. Il protocollo è annullabile con preavviso di 6 mesi, così riassume l'agenzia di Anne Cronos. Poi trovate anche il testo integrale. A proposito di Albania, c'è invece una cosa curiosa che affronta Gianni Santamaria su Avvenire nella pagina di cultura, pagina 21, era una questione inversa rispetto a quella di cui abbiamo appena parlato: italiani d'Albania nella città dello scrittore Petro Marco, considerato il padre del realismo albanese, viene tradotto per la prima volta con un romanzo sul rimpatrio dei civili italiani, cioè gli italiani che dall'Albania tornavano all'Italia alla fine dell'occupazione del regime fascista. Viene presentato oggi al Ministero della Cultura Mini Cifre della Cultura edizione 2023, che raccoglie anche i dati statistici sulla cultura in Italia, tra le altre cose. Ma tornando all'Albania, fuori dal porto di Durazzo
sono ammassati in centinaia, aspettano i piroscafi verso l'Italia. Sono gli ultimi da rimpatriare delle decine di migliaia di civili italiani o famiglie di militari o impiegati in vari lavori che si erano trasferiti in Albania dopo l'invasione del 7 aprile del 39. Finito il regime, finita la guerra, si trovano ammassati in un agglomerato di baracche sulla spiaggia di Durazzo a scrutare dal molo l'orizzonte in cerca delle imbarcazioni promesse. Molti sono stesi al sole, riparati da tende improvvisate, un microcosmo di destini incrociati che somiglia a una città. L'ultima città dell'impero, proclama un ufficiale ironicamente dell'esercito di liberazione albanese. Da questa espressione prende il titolo il romanzo che ha dedicato a questa pagina di storia Petro Marko, il padre della prosa moderna albanese. L'ultima città è il titolo del romanzo, prima traduzione di Petro Marco in italiano, dove si raccontava l'esatto contrario, cioè gli italiani che rientravano dall'Albania. Comunque, tornando alla DN Kronos, c'è un'altra novità di ieri dal Parlamento, ok all'unanimità anche dal Senato, era già stato approvato dalla Camera, un testo di legge sul diritto all'oblio oncologico. Il Senato ha votato all'unanimità, maggioranza e opposizione. Il testo introduce disposizioni per prevenire discriminazioni e tutelare i diritti di persone che sono state affette da malattie oncologiche. Tanti gli interventi in aula dei senatori, la consapevolezza bipartisan, complimenti, ha detto il presidente di turno del Senato, il leghista Gianmarco Centinaio, complimenti al Senato perché abbiamo votato una grande legge. Dall'accesso al mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro, sono gli ambiti in cui inciderà fortemente la legge sull'oblio oncologico. Cosa vuol dire? Che grazie a questa legge le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni e a non subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Sull'applicazione delle disposizioni di legge vigilerà il garante protezione dati personali. Nel dettaglio la legge appunto introduce il diritto all'oblio a seguito di guarigione oncologica. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è più ammessa la richiesta di informazioni sullo stato di salute della persona fisica concernenti patologie oncologiche di cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento si sia concluso da più di 10 anni alla data della richiesta senza episodi di recidiva. Il periodo è ridotto a 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età. Queste informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente, cioè dal soggetto che era stato malato di tumore, e qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per determinare le condizioni contrattuali. Ci sono altre norme di dettaglio, ma comunque il principio è piuttosto importante ed è stato votato in maniera bipartisan. Nel frattempo, dall'agenzia AGI, Giorgia Meloni è tra le donne più influenti del mondo, secondo la rivista Forbes. La Presidente del Consiglio italiana è al 4° posto della classifica, dietro Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, si occupa del COP28 di Dubai. Al bivio sul petrolio, parte la conta tra paesi pro e contro la svolta green. La settimana prossima è il verdetto. In Italia pronto il decreto sulle comunità energetiche con i progetti di cooperative e diocesi. 2 versioni su 3 fissano per la prima volta l'addio al petrolio, scrive Avvenire in apertura. Poi il funerale di Giulia Cecchettin a Padova e ancora la Cisgiordania e la svolta degli Stati Uniti. Sanzioni finanziarie e di viaggio per i coloni israeliani con passaporto statunitense, oltre al rischio di essere indagati negli Stati Uniti per reati commessi in un paese estero. Dopo 260 palestinesi uccisi e 3.200 feriti nella Cisgiordania occupata a partire dal 7 ottobre, Washington passa alle vie di fatto. La svolta degli Stati Uniti, sanzioni contro i coloni in Cisgiordania. Il Dipartimento di Stato statunitense implementa una politica di restrizione dei visti nei confronti di individui ritenuti coinvolti
nel minare la pace in Cisgiordania, anche attraverso atti di violenza o azioni che limitano indebitamente l'accesso dei civili ai servizi essenziali e ai beni di prima necessità, recita una nota del segretario di Stato statunitense Blinken. La decisione esprime la delusione degli Stati Uniti per le politiche del governo Netanyahu, che incentivano i crimini dei coloni che possono contare sull'impunità. La svolta degli Stati Uniti arriva mentre prosegue l'azione militare israeliana nella striscia di Gaza, nel sud della striscia, scrive Avvenire. Che lasciamo per andare al Corriere della Sera, apertura con virgolette: Giulia, ora sei una stella in migliaia per l'addio di Giulia Cecchettin a Padova. Le lacrime, gli applausi, il rumore. Poi c'è l'appello, il discorso del padre Gino Cecchettin, che è pubblicato praticamente integralmente su tutti i quotidiani di oggi. In taglio laterale c'è la questione invece a proposito della parità di genere, del divario record. In matematica le ragazze stentano di più, crolla la preparazione degli studenti nel mondo, dice l'ultima rilevazione internazionale OCSE Pisa. In Italia resta forte il divario geografico, tutte le aree del nord ottengono punteggi superiori alle aree del sud in tutte le materie. L'Italia poi è il paese col peggior divario di risultati in matematica tra ragazze, femmine e ragazzi maschi. Triste record mondiale che dimostra, scrive la consorte di Enrico Letta, Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, triste record che dimostra come si sia fatto poco contro gli stereotipi di genere che pesano fin dai primi anni scolastici. Insomma, siamo troppo patriarcali in Italia e le ragazze in matematica sono meno brave dei ragazzi. Bagar sul salario minimo e sull'Europa l'appello di Salvini, il centrodestra non si divida. Una lettera di Matteo Salvini pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera. A Firenze, scrive Salvini, si sono ritrovate forze che propongono un'Europa diversa da quella plasmata male dai socialisti. Desideriamo proporre un modello diverso, promuovere la cooperazione tra stati con pari dignità, stati che si accordino su alcuni temi fondamentali senza complicare la vita ai governi nazionali, soprattutto se sgraditi all'orientamento della Commissione. Troppe volte questo è accaduto in passato. Tornando a Giulia Cecchettin, Aldo Cazzullo, perché può essere un tornante della storia, ci saranno ancora patriarchi, ma per fortuna ci sono anche dei padri. Ieri il padre di Franca Viola, oggi il padre di Giulia Cecchettin. Lasciamo con questo il Corriere della Sera, diamo un'occhiata anche al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Deportare migranti in Albania costa 10 volte più che tenerli qui, 200 milioni all'anno. In Italia bastano 19 milioni per gestire tutti i CPR, i centri permanenza rimpatrio. Esplode la spesa con la ratifica dell'accordo col premier albanese Edi Rama. Per ogni richiedente asilo lì spenderemo il 30% in più rispetto al costo nel nostro paese. 30% o 10 volte in più. Il Fatto mette tutti e due i dati. Costa 10 volte di più tenerli in Albania che qui, spenderemo il 30% in più rispetto al costo nel nostro paese. Tra 10 volte e il 30% c'è una differenza che scoprirete leggendo pagina 4 e pagina 5, la cui motivazione scoprirete. Forse, mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, salario minimo sì dell'Unione Europea, ma il governo lo ammazza. Patto di stabilità, Meloni minaccia il veto per trattare, venerdì l'Ecofin, poi sentiremo alle 9:30 le parole del ministro Giorgetti sul tema in Parlamento davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Funerali a Padova, 10.000 per Giulia, e poi il rapporto Svimez che spiega che il 16% delle famiglie operaie è in stato di povertà e gli indigenti al sud sono 250.000 in più, ma per Giorgia Meloni l'economia va bene. I verbali dell'avvocato Amara, assolto il magistrato Cascini, un assist per Davigo, 0 segreti violati sulla famosa storia della loggia Ungheria, di cui qualcuno si ricorderà. Truffa INPS, Gedi, Carlo De Benedetti vuol patteggiare, ma il GIP dice no. Quelli di Agnelli è venuto dopo, era all'epoca di Carlo De Benedetti, Gedi, Repubblica, La Stampa, eccetera, hanno mandato in pensione i propri dipendenti e adesso hanno truffato l'INPS secondo l'accusa. Si vedrà se la sentenza confermerà questa ipotesi accusatoria. Intanto 1 milione di sfollati, Israele, le armi testate sugli arabi vendono di più, scrive il Fatto Quotidiano, e da Torino il vescovo avverte Stellantis a proposito di Agnelli Elkan. Volete ridimensionare?
pone la domanda il vescovo di Torino. Il direttore del Fatto Quotidiano si occupa della giustizia. Se si facesse un sondaggio sul gioielliere che ha privatizzato la pena di morte contro 2 ladri in fuga che non potevano fargli nulla, né legittima né difesa, ed è stato giustamente condannato a 17 anni in primo grado per duplice omicidio, temiamo che la maggioranza degli interpellati starebbe dalla sua parte, come la destra becera che ci sgoverna, ma sarebbe sbagliato dedurne che gli italiani si sono convertiti alla pena di morte. Se in Italia, come nei paesi civili, le pene scritte in sentenza fossero scontate fino in fondo, sparirebbe quella diffusissima sensazione di insicurezza che nessuna statistica sui reati in calo riesce a debellare. Basterebbe un po' di serietà, ciò che manca sia alla destra sia alla sinistra perdonista. Il PD e i suoi media cavalcano il caso del mastro Cospito, ma alla pancia del paese non fanno il solletico. Sebbene il sottosegretario Del Mastro sia sotto processo per aver violato un segreto di Pulcinella, la relazione del DAP sulla visita dei PD Orlando Serracchiani e Verini al terrorista Cospito e ad alcuni boss mafiosi al 41 bis, una relazione nota ai giornali. Sebbene dunque Del Mastro abbia violato il segreto di Pulcinella, le persone normali continuano a indignarsi di più perché 3 big del PD andavano in pellegrinaggio da Cospito, un figuro che aveva gambizzato un manager dell'Ansaldo e piazzato una bomba per fare strage di allievi carabinieri, e facevano il pianto greco perché poverino è in isolamento. Intanto riparte la rumba per l'altro galantuomo, Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo per 4 omicidi, evaso nell'81, latitante fino al 2007 e stradato nel 19. In 4 anni la cosiddetta giustizia italiana l'ha già trasferito dall'alta sicurezza alla detenzione comune e gli ha abbuonato 6 anni di liberazione anticipata che, in aggiunta ai 7 scontati in carcere tra Francia, Brasile e Italia, gli consentono di superare i 10 e di chiedere i primi permessi premio. Ma premio per che cosa? Si domanda Travaglio. Se ora il Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia glieli concederà, rivedremo l'omicida Battisti, il terrorista, lo rivedremo a piede libero. Ad adiuvandum, il gentiluomo chiede di incontrare i parenti delle sue vittime, grazie a un'ideona contenuta nella schiforma Cartabia, la mediazione penale in nome della giustizia riparativa. Puoi mettere quanto ti senti riparato facendo 4 chiacchiere con chi ti ha ammazzato il papà o il marito. Naturalmente i familiari non vogliono vederlo, ma il solo fatto che lui abbia chiesto questo può essere un elemento positivo di valutazione per farlo uscire. E noi questa farsa la chiamiamo ergastolo. Poi ci stupiamo se qualcuno si fa giustizia da sé e diventa pure una star, scrive Travaglio, che lasciamo per andare a vedere la prima pagina de Il Giornale. Il giornale apre con il patto di stabilità e la rivolta contro Berlino. La Germania insiste per l'austerità e costringe l'Italia a dire no alle nuove regole. Anche Parigi è pronta a ribellarsi. No a regole troppo stringenti che ostacolano la crescita. No a impegni impossibili da mantenere imposti dalla Germania, che da mesi avvelena il negoziato sul patto di stabilità con richieste di austerità a misura delle proprie esigenze di politica interna. Intanto cresce la tensione in Europa. E ieri il ministro Giorgetti ha fissato davanti alle commissioni bilancio Camera e Senato, ripeto, lo sentiremo alle 9:30, i paletti dell'Italia per poter aderire a un accordo sostenibile. Nel frattempo, bollette della luce, ok, del governo al mercato tutelato per 4 milioni e mezzo di famiglie, le famiglie indigenti, povere, chi percepisce il bonus come era già fin dall'inizio. Sul cancro la politica ha fatto la cosa giusta, l'oblio oncologico è legge, con il plauso del direttore del giornale Alessandro Sallusti. A centropagina Casarini che rischia il processo. Luca Casarini è atteso alla sbarra insieme a 5 compagni davanti al giudice di Ragusa, chiamato a valutare il GIP la richiesta di rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. C'è traccia nell'inchiesta dei pasticci contabili di Casarini e soci. Spese con i soldi dei migranti, Casarini rischia il processo. In Albania i profughi salvati nei mari extra Unione Europea, questo è l'accordo con Tirana, e poi Beppe Grillo che prima insulta il governo e poi sfrutta un aiutino fiscale. Quando si tratta di soldi,
Grillo diventa filo governativo. Lo ha fatto lo scorso 15 novembre per un importante sconto fiscale offerto dalla legge di stabilità varata dal governo Meloni e lo ha fatto con una firma da un notaio genovese. Mancherebbe pure che non approfitta di di una legge. Le leggi valgono per tutti, no? Anche quando offrono delle opportunità. La manifestazione delle comunità ebraiche a Roma, la sinistra si accoda in extremis alla piazza che sta con Israele, scrive il giornale in prima pagina. Il PD ha deciso l'adesione ufficiale alla manifestazione pro-Israele di Roma soltanto lunedì. A pesare il doloroso monito della senatrice a vita Liliana Segre. Sui funerali di Giulia Cecchettin, ma lo vedremo dopo, la stanza di Vittorio Feltri, un lettore scrive: ma come Mediaset ha fatto la diretta televisiva? Ma Mediaset sta diventando sinistrorsa, scrive il lettore, e di inutile circo mediatico parla Vittorio Feltri nella risposta. La matematica sessista è il titolo della rubrica Giù la maschera di Luigi Mascheroni, a fondo pagina sul giornale. Una ricerca nei paesi OCSE, ci dice che la preparazione degli studenti crolla in tutto il mondo. Si studia meno, si studia peggio. Colpa del Covid? Anche. Colpa dei telefonini? Forse. Colpa dei governi? Pure. Il rendimento rispetto all'anno precedente è sceso di 16 punti in matematica, 11 nelle materie umanistiche. L'Italia è a metà classifica, un punto più della media in matematica, poco di meno nelle materie umanistiche, 6 meno meno. In ogni caso colpisce per l'Italia il divario fra maschi e femmine, sessismo. I primi in matematica sono molto più bravi delle seconde, i maschi. In nessun altro sistema scolastico il divario di genere è così pronunciato. 21 punti, cioè un anno di scuola, cosa stranota peraltro. Le ragazze, grazie allo studio, sono mediamente più bravine, ma l'eccellenza è maschile. Naturalmente però l'evidenza matematica della ricerca è scomoda e i quotidiani online ieri puntavano sul fatto che la scuola non sa insegnare alle ragazze, ma anche sul retaggio patriarcale. Se tu continui a regalare le bamboline invece delle calcolatrici alle ragazzine, queste diventano meno brave dei maschi. Bisogna evitare di fare alle ragazzine regali da donne e trattarle da donne. Regalare l'abaco, forse nell'Ottocento, ma comunque regalare la calcolatrice, il computer, farle sentire uomini come uomini, così diventano più brave in matematica. Dal giornale al Mattino di Napoli, il sud più lavoro ma più poveri è la ricerca della Svimez. Al sud aumenta il lavoro ma questo non incide sul benessere, aumentano i poveri. È il responso Svimez che individua nell'esiguità dei redditi un punto dolente per il Sud. Per quanto riguarda le scelte sul mercato dell'energia, si è deciso intanto di mantenere il mercato tutelato di gas e luce soltanto per le famiglie fragili. Intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo: a Caivano ripartiremo dalla pubblica amministrazione, dalle imprese e dai giovani, dice il ministro. Il Tempo di Roma mette in apertura un virgolettato: a Roma emergenza costante, la violenza di genere, l'allarme del procuratore Lovoi, 10 denunce al giorno, 3.392 casi di codice rosso di violenza sulle donne. Nel 2023 in Italia 105 vittime, capitale Roma al primo posto per numero di femminicidi, in 10.000 a Padova per l'addio a Giulia. La settimana corta alla Lamborghini, si lavora 4 giorni, si guadagna di più. La vignetta di Osho con i sindacalisti della UIL e della CGIL. Mo se fanno tutti la settimana corta, ci fanno saltare gli scioperi del venerdì, dice il segretario della UIL Bombardieri e il segretario della CGIL Landini. Salvini invece ha telefonato al gioielliere condannato: ti assicuro il mio impegno per riformare la giustizia. Il ministro Giorgetti chiude la porta ai vincoli di bilancio rafforzati, al patto di stabilità, e poi l'abbraccio al popolo ebraico a Roma. Governo e opposizione uniti a Piazza del Popolo per solidarietà con Israele. La Repubblica apre la prima pagina con il salario minimo, il colpo di grazia, e poi in taglio alto: facciamo rumore per non dimenticare Giulia, in 10.000 ai funerali. Il Putin d'Arabia, protagonista a Dubai e a Riyadh. Putin stringe i rapporti con Emirati Arabi
e Arabia Saudita, scrive Repubblica, e poi in primo piano gli effetti del Covid, forti cali dell'apprendimento degli studenti dappertutto, in matematica e nelle materie anche umanistiche. La Stampa di Torino, la vediamo subito, mette in apertura un altro tema: il lavoro espelle 44.000 mamme, salario minimo, PD e 5 Stelle strappano la proposta in aula per protesta. Aziende, utili record, ma retribuzioni ferme. Ogni giorno intanto il lavoro espelle 44.000 mamme, il titolo principale, ogni giorno 120 donne costrette a dimettersi dopo aver avuto un figlio. Mattarella dice dignità calpestata. Andiamo in pausa. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismucca a tutti! Grazie. È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ritorniamo in onda, allora, con la prima pagina della Stampa di Torino. Il gelo di Netanyahu sugli ostaggi a Gaza, non so se riesco a portarli a casa, scrive la Stampa. L'eredità di Giulia, a centropagina, Padova, 10.000 per l'ultimo saluto. Il consorte dell'ex ministra Fornero che si occupa dell'Italia, sempre più fragile e diseguale dal punto di vista socio-economico. I quindicenni nostri italici in una scuola mediocre, scrive ancora Andrea Gavosto, sull'indagine PISA dell'Ocse, sugli studenti quindicenni, sono messi male, sempre più male, eccetera, eccetera. Legittima difesa e scontro fra Salvini e i pubblici ministeri, dopo la condanna a 17 anni di carcere per il gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di 2 rapinatori, tentato omicidio di un terzo. Salvini cavalca il caso, scrive la Stampa, chiama il gioielliere, gli esprime vicinanza umana e gli promette di non dimenticare il caso e aggiunge la sua determinazione affinché venga approvata la riforma della giustizia. E sempre dalla prima pagina della Stampa, l'Europa, Marco Zatterin se ne occupa, il capitano, sempre lui, Salvini, anti-Soros e l'alibi degli abusivi. Liberare Bruxelles dagli abusivi, cacciarli dal tempio con i banchieri e con Soros. Salvini rispolvera il copione di macelleria euroscettica, la definisce l'eccellente tra gli ottimi inviati della Stampa Marco Zatterin da Bruxelles. Greta che attacca Hamas ma condanna anche Israele. Tuttavia è scorretto parlare di genocidio contro i palestinesi come fa Greta Thunberg, scrive Assia Neumann-Dayan. Si occupa del generale Vannacci Mattia Feltri, a fondo pagina nel suo Buongiorno. Il generale Vannacci è preoccupato dalla tenuta in Italia della libertà di pensiero e parola. Lui che da 6 mesi, da quando ha pubblicato il suo libro, accreditato di centinaia di migliaia di copie vendute o piratate, è in giro da Ragusa a Bolzano a presentarlo davanti a folle idolatranti, ospite dei migliori talk show, intervistato da tutte le testate, a dire e ripetere che gli omosessuali non sono normali, devono farsene una ragione, che le lobby gay internazionali gli impediscono di dire busone o invertito, che Paola Egonu ha tratti somatici non rappresentativi dell'italianità, che non dovrebbe essere condannato se pianta la matita nella giugulare del ceppo che lo aggredisce, che la Russia di Putin sarà una dittatura ma nessuno ha paura di far sera nei parchi, che le femministe sono moderne fattucchiere, insoddisfatte della vita domestica, che i preservativi assecondano malauguratamente il desiderio di non fare figli anziché di farli. E a dire e ripetere, scrive Mattia Feltri, una profusione di altre sentenze, non sempre di sua produzione, avendole noi già sentite per decenni da barbieri e tassisti. Che sfigati i barbieri e i tassisti, fanno parte del popolo, sebbene in percentuali in progressivo e drastico calo. E per questa sua sofisticata dottrina, il Vannacci è conteso da stampa e piazze ed è salito fino alle cime della popolarità.
tanto che la contesa della sua persona si è estesa ai partiti, ansiosi di candidarlo a un seggio del Parlamento europeo. Apriamo parentesi del tutto personale, ma Vannacci al Parlamento europeo, che cavolo ci va a fare? Quanto conta? Conta niente, come nessuno dei deputati europei, chiusa parentesi. Ci andrebbe a fare se ci va. Comunque, lui è preoccupato della tenuta della libertà di pensiero e di parola. Lui che in questo amabile paese della libertà di pensiero e di parola, di qualsiasi pensiero e parola, è il monumento vivente. Ma come fa a essere preoccupato? Scrive Mattia Feltri. Lasciamo la stampa, andiamo alla Verità di Maurizio Belpietro che continua la sua indagine sui brogliacci dei servizi segreti relativi a Casarini e soci, la faida per la gestione dei soldi tra Casarini e la figlia di Gino Strada, niente po' di meno. Anche i buoni nel loro piccolo si incazzano e fanno le faide, scrive Giacomo Amadori. La pochade continua nelle carte, nei brogliacci, nelle informative dell'inchiesta di Ragusa su Casarini, lo scontro totale mosso da Casarini alla figlia di Gino Strada, erede di Gino Strada, Cecilia. Prima entra nel direttivo dell'ONG, poi insulta lei e il marito, li chiama Rosa e Olindo. Apriamo parentesi, alle 8:30 sarà con noi l'avvocato Fabio Schembri e parleremo dei verbali del caso della strage di Elba, perché c'è una gestione dei verbali che in 6 giorni permette di chiudere il caso. 6 giorni e Rosa e Olindo appunto sono i colpevoli perfetti. Dunque insulta lei e il marito, Casarini, li chiama Rosa e Olindo, cioè la figlia di Gino Strada e il marito, e quindi riesce a sbatterli fuori dalla ONG a comandare lui. Sull'uso di quei fondi nasce il processo, oggi è prevista l'udienza, scrive La Verità. Cecilia Strada, cioè Rosa, fatta fuori da Casarini insieme al marito Olindo perché voleva trasparenza sui conti. L'ex tutta bianca Casarini venne contestato all'interno dell'ONG Mediterranea per i soldi incassati dalle navi dalle quali scaricava i migranti, ma dei suoi critici diceva sono merde, li disintegriamo, il socio caccia, faremo un bel dossier, bla bla bla. Poi c'è anche il ritrattino dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, l'arcivescovo che in chiesa leggeva omelie contro Salvini. Fu il primo ad appoggiarci, dicono i Casarini e soci. Il Monsignore è allievo della Progressista Scuola di Bologna, ha dato un supporto economico agli attivisti casariniani. Il no global sotto le gonne del Papa. Ma quali dossier? Detto alla Veneta, alla Casarini, insomma. Maurizio Belpietro è l'autore del commento sull'inchiesta che La Verità sta conducendo da giorni, ma sulla base dei brogliacci dei servizi. Il No Global che spillava soldi al Papa accusa noi di dare l'assalto a Bergoglio. Casarini si inventa un dossieraggio contro il Papa per non rispondere alle nostre domande. Ma era sua la sua cricca a discutere via chat di come avere più fondi dal Papa. Oggi dovrà renderne conto al giudice. A centropagina, morti da criminali, risarciti come vittime. Alle famiglie degli operai caduti sul lavoro vanno 14.500 euro, a quelle dei rapinatori uccisi a Grinzane centinaia di migliaia. Un altro aspetto sconcertante della condanna a 17 anni del gioielliere Roggero, scrive Alessandro Rico in prima pagina sulla Verità. Morti da criminali, risarciti come vittime. Non bastava la condanna dura per il gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori, ferito un terzo. Agli eredi dei delinquenti andrà quasi €500.000 di provvisionale. Potranno chiedere altri soldi in sede civile. Un'ingiustizia. Sono forse caduti sul lavoro? Si domanda La Verità. Sempre dalla Verità, poi Giorgetti tiene duro sul patto di stabilità e sul MES e sulle bollette il governo ci mette una pezza. No, non ci mette niente perché era già prevista all'inizio la tutela dei cosiddetti deboli, quindi non c'è niente di particolare. In ogni caso, occhio, scrive Patrizia Floder-Reiter a centropagina, che stanno riattaccando con il Covid, tornano gli allarmi senza senso. Intanto Pfizer finisce all'AIA, un'associazione tedesca e una ONG denunciano all'AIA, l'Unione Europea, l'OMS, la Pfizer e anche Bill Gates, per non farsi mancare niente. L'Italia si schiera contro il Far West dell'intelligenza artificiale, titola ancora La Verità a fondo pagina. Sul futuro dell'intelligenza artificiale la Germania sta sul fronte
opposto al nostro. E poi uno scandalo a scienze politiche dove insegna anche il già citato Enrico Letta, l'ex premier e segretario PD. Un altro scandalo, il direttore dell'Università di Letta accusato di violenza. Ennesimo scandalo per l'Istituto di Studi Politici di Parigi, noto a tutti come Sciences Po, che è un po' la culla dell'elite francese, un'elite di sinistra ovviamente, scrive La Verità in prima pagina, un'elite che già ha avuto scandali non da poco. Adesso ce n'è un altro, accuse di violenze coniugali per il direttore della scuola, Vicherat. La culla della gauche caviar torna al centro della bufera dopo i casi di pedofilia, incesto e anche una morte sospetta, un altro sexy scandalo, ma lasciamo La Verità, andiamo a vedere Libero. In prima pagina su Libero c'è l'emergenza capre, siamo un popolo di ignoranti, secondo i dati OCSE, scrive Francesco Specchia. Italiani bocciati in matematica, il livello del sud è 15 punti sotto la media mondiale e gli uomini non capiscono quel che leggono. In primo piano ancora su Libero, attentati a Natale, oppure l'Unione Europea si accorge del pericolo islamico, ironizza Daniele Capezzone, benvenuti sulla terra. La Commissione Europea ha detto che per Natale c'è il rischio di attentati. In primo piano anche Forbes che delude la sinistra. Giorgia Meloni è quarta tra le donne più potenti del mondo, come abbiamo già visto. Pietro Senaldi si occupa dello sfregio al gioielliere Mario Roggero, costretto a risarcire chi lo ha rapinato, e Salvini ha telefonato al gioielliere condannato. E poi Francesco Storace come ridotta a Roma, un extra agli spazzini per andare a fare il loro lavoro, quello per cui sono già pagati. Se vai a lavorare ti do un extra per il tuo lavoro che già dovevi fare. Beatrice Venezzi, direttore d'orchestra, direttrice, direttore, quel che l'è, ci racconta il senso della prima alla Scala. La prima della Scala è un'espressione di Made in Italy di altissimo profilo per Sant'Ambrogio, domani, il nostro patrimonio, la nostra storia, la nostra identità. L'Italia è da sempre un paese che canta, anche senza legnate, verrebbe da dire. Comunque, lasciamo libero e andiamo a vedere Italia Oggi. Il forfettario sparisce a 100.000, superata la soglia di 100.000 euro di incassi, il regime agevolato forfettario per le partite IVA cessa immediatamente e si attivano subito tutti gli obblighi IVA e la possibilità di detrazione dell'imposta. Il punto a pagina 34 di Italia Oggi. C'è una notizia interessante in taglio alto, Claudio Plazzotta ce ne rende conto. La settimana enigmistica non conosce crisi, vende 400.000 copie in 7 giorni e macina utili. La carta stampata funziona per la settimana enigmistica, sostanzialmente. Il Papa rompe gli indugi, licenzia e sfratta il cardinale americano Raymond Leo Burke perché è un suo nemico. Non era uno sfogo quello di Papa Francesco sul cardinale Burke, cardinale conservatore. Nel giro di una settimana sono arrivate all'abitazione romana dell'eminenza statunitense 2 raccomandate, una con un decreto pontificio che gli comunica la revoca dello stipendio cardinalizio e una dall'APSA, la società che amministra anche il patrimonio ex propaganda fide, che gli comunica la fine del concordato gratuito per l'appartamento, cioè Fera di Bal, detto alla lombarda. Per entrambi i provvedimenti la decorrenza è quella del 1° dicembre 22. Il 20 novembre scorso il Papa aveva dato il preavviso di sfratto al cardinale americano. Diritto e rovescio, la rubrica di Pierluigi Magnaschi, il direttore, si occupa dell'Unione Europea, non esistendo la funzione, perché l'Unione Europea non ha politica estera e quindi non ha un ministro degli esteri. Il tizio che è incaricato dei rapporti internazionali dell'Unione Europea non è nemmeno il rappresentante dell'Unione per la politica estera, ma questa funzione, fumosa, imprendibile, si fa addirittura precedere dal termine alto rappresentante, per risarcire in qualche modo un rappresentante che non ha funzioni reali. La prima rappresentante era una baronessa inglese che si dice abbia migliorato i servizi di porcellana dei suoi uffici. La seconda, Federica Mogherini, D'Alema, faceva dei comunicati all'ANSA variamente auspicanti. L'attuale alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, il socialista spagnolo Josep Borrell Fontelles, si prende sul serio e spesso pretende anche di contraddire l'Unione Europea, che a sua volta lo manda a quel paese, ogni volta. A lui basta un titolo di giornale
il giorno dopo in cui l'ha fatta fuori dal vaso. Contento lui. Così, così il Italia Oggi. Da Italia Oggi passiamo al Sole 24 Ore, intanto tariffa calmierata per 4 milioni e mezzo di utenti vulnerabili e più informazioni per la fine tutela, ma nessuna proroga della fine della maggior tutela per il mercato elettrico e poi per quello del gas, solo piccoli interventi. Giorgetti, ministro dell'economia, che dice no a impegni impossibili sul patto europeo di stabilità, in primo piano sul quotidiano di Confindustria. Sul Foglio vi segnalo invece il pezzo a centropagina di Giulio Meotti sul nuovo antisemitismo, che consiste nel fare di Israele uno stato nazista. Così Pierre-André Taguieff, forse il più brillante studioso delle idee in Francia, che spiega al Foglio come sia possibile arrivare in Occidente a giustificare e minimizzare i massacri di Hamas. Una parte delle elite occidentali, progressiste, si è convertita alla religione politica del culto della vittima palestinese e della criminalizzazione del dominatore ebraico. I loro riflessi ideologici impongono di difendere i presunti dominati contro i presunti dominanti. L'inversione vittimizzata, che questa conversione implica, si traduce nella nazificazione dei sionisti e più in generale degli ebrei. Dal Foglio ci trasferiamo al Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, sovraffollamento in cella, abbiamo sfondato quota 60.000 detenuti, e poi la riforma farsa del Consiglio Superiore della Magistratura. Le pagelle dei magistrati non possiamo darle perché il software non esiste. Impossibile misurare i flop di pubblici ministeri e giudici. Siamo all'anno zero, ha detto l'Associazione Nazionale Magistrati. Non possiamo fare le pagelle perché non abbiamo il software. La strana domanda del pubblico ministero che conduce l'inchiesta su Bibbiano a un imputato: ma lei legge il Dubbio? Se legge il Dubbio, lei è un imputato sospetto, diciamo così. E ancora in primo piano, troppi fuori ruolo, il procuratore capo di Napoli Gratteri provoca i colleghi, fuori ruolo, il sottosegretario Del Mastro che usa una frasetta che usò un tizio con la testa pelata un bel po' di anni fa: spezzeremo le reni alle correnti della magistratura, ha detto il sottosegretario Del Mastro. E a chiudere, una follia dal Regno Unito, il riconoscimento facciale per chi va sui siti porno, scrive il Dubbio in prima pagina. Dal Dubbio passiamo adesso alla pagina delle lettere, vediamo poi gli articoli del giorno, ve li segnalo rapidamente perché abbiamo una decina di minuti abbondanti, ma comunque non molti, prima dell'approfondimento sulla strage di Elba, particolarmente interessante, credo, e utile per tutti, perché parleremo di come si verbalizza, come si fanno i verbali, gli accertamenti per uno dei delitti più efferati della storia d'Italia, la strage di Erba, giusto appunto. E se li fanno così in quel caso, immaginati te come potrebbero farli in casi di minor rilievo. Questa è la morale facile della favola. Ma se state all'ascolto dalle 8:30 ne capirete il perché. Intanto, caro Italo, risponde Vittorio Feltri nella pagina delle lettere a un lettore che si lamentava del fatto che Mediaset avesse trasmesso i funerali di Giulia Cecchettin, una Mediaset sinistrorsa, scriveva il lettore. In effetti anche io comprendo difficilmente, scrive Vittorio Feltri, la scelta di trasmettere il funerale di Giulia quasi a reti televisive unificate. Credo sia una decisione di cattivo gusto, lesiva nei confronti delle altre vittime, le quali non hanno ricevuto la medesima attenzione, come se fossero di serie B. Emerge quasi una sorta di differenziazione tra Giulia Cecchettin e le altre donne uccise per mano di partner o ex partner. Forse le altre valevano di meno? Forse le altre non meritavano corone, fiori offerti dalle istituzioni, presenza di migliaia di persone, spazio mediatico, commenti di politici, giornalisti, opinionisti che da settimane dibattono H24 sui giornali e in TV di questo delitto? Penso, scrive Vittorio Feltri, che questo interesse derivi da un elemento che caratterizza questo fatto di cronaca: la strumentalizzazione politica e soprattutto ideologica che ne è stata fatta in maniera spregiudicata, prima ancora
che fosse ritrovato il cadavere della ragazza. Siamo arrivati ad utilizzare perfino un assassinio per attaccare il governo, la destra, Meloni, Salvini, Fratelli d'Italia, individuati quali difensori del patriarcato, che a sua volta sarebbe causa della violenza contro le donne, la quale talvolta tracima nell'omicidio chiamato rigorosamente femminicidio. È stato tirato in ballo anche lo Stato, come se dalla sua assenza sia derivata la fine atroce riservata a Giulia dal suo ex, Filippo Turetta. Ma cosa diavolo c'entra lo Stato? Si domanda Feltri. In questa visione alterata della realtà, Giulia non è solo la vittima di Turetta, ma diviene vittima universale di tutti, anche tua, anche mia, essendo noi maschi, fino a prova contraria, vittima dei fascisti, dei razzisti, degli omofobi, della maggioranza, degli elettori di destra, della cultura dello stupro, del sessismo, del maschilismo, eccetera. Va da sé che tale strumentalizzazione si trasforma, per meccanismo automatico, in spettacolarizzazione. Da qui il delirio del funerale trasmesso in TV, i parenti spiati dall'occhio della videocamera, per scandagliarne, coglierne, interpretarne ogni emozione. L'urgenza di inviare corone di fiori per non essere da meno e l'urgenza di esserci, per non essere giudicati male, per non esserci stati. Osservo con costernazione tutta questa messa in scena, conclude Vittorio Feltri, finalizzata sfacciatamente allo sfruttamento di una tragedia a fini propagandistici e anche di audience. Nomini non a torto la sorella di Giulia, Elena, glorificata dalla stampa nazionale, che ormai pende dalle sue labbra, diffondendo pregiudizi di genere, preconcetti da paese islamico, accuse ingiuste e infondate. Irriverenza la mia? No, soltanto onestà. Lasciateci almeno questa, scrive Vittorio Feltri. Mentre il governatore del Veneto Zaia ha detto che le parole del papà di Giulia in chiesa ieri sono bellissime e vanno lette nelle scuole. Luca Zaia suggerisce di far leggere il discorso di Gino Cecchettin nelle scuole e il ministro dell'istruzione, Valditara, ha subito accolto la sua proposta. Lo ringrazio, dice Zaia. Ho trovato le parole del signor Cecchettin alte e illuminate, il grido disperato di un padre che non accetta che il sacrificio di sua figlia sia vano, che la sua Giulia sia derubricata a vittima 105 dei femminicidi in Italia. Sul tema della violenza contro le donne, dice oggi Zaia al Corriere della Sera, si leggono testi e poesie di sicuro valore, ma io credo che non possa esserci nulla di più forte e più vero del sentimento di un papà che ha subito sulla sua carne viva una tragedia. Da qui, dalle parole del signor Cecchettin, si avvia una riflessione con ragazze e ragazzi tra i banchi di scuola. In Prato della Valle, dove si sono celebrati i funerali di tanti giovani. È stato il culmine di una lunga serie di manifestazioni, fiaccolate, incontri nelle università, i giovani sempre in prima fila. Li ho seguiti nei giorni scorsi, dice Zaia, li ho visti in Prato, me lo lasci dire, sono migliori di come eravamo noi alla loro età. Vivono in un mondo complicato, penso solo all'invasività del digitale, sono vittime di una narrazione ingiusta. Dobbiamo spezzarla, basta con i nonni migliori dei padri, i padri migliori dei figli. Ogni tanto un albero cade, ma attorno a noi cresce una foresta pazzesca, dice Zaia. Saranno migliori anche nel rispettare le donne, lo voglio sperare. Le norme ci sono, vanno applicate. Per me l'ergastolo non si discute, ma la pena arriva quando il dramma è compiuto, si deve intervenire prima. Sul piano culturale, educativo, quindi la scuola, anche perché la vittima spesso è quella che non ci si aspetta, italiana, giovane, scolarizzata. La comunità deve avere la capacità di cogliere i segnali di disagio. Le parole bellissime del papà di Giulia vanno lette nelle scuole, dice Zaia, e Valditara, il ministro, ha accolto la proposta. Per quanto riguarda invece Matteo Salvini, c'è la lettera che dicevamo prima, di cui parlavamo prima, sul Corriere della Sera in prima pagina sull'Europa, così vogliamo cambiare l'Unione Europea, basta veti da parte del centrodestra italiano, in questo caso soprattutto di Forza Italia, ai partiti sgraditi. Secondo qualche quotidiano tipo Repubblica, Giorgia Meloni è pronta a far propria l'ipotesi di rieditare la maggioranza Ursula, cioè tutti dentro, fuorché i partiti vicini alla Lega in Europa, quindi sostenere la maggioranza che sostiene adesso Ursula von der Leyen, cosa contraria invece a ciò che auspica Salvini. Il centrodestra non si divida, dice Salvini nella lettera al Corriere. Desideriamo proporre un modello diverso, cioè una cooperazione tra stati con pari dignità che si accordino su alcuni temi
fondamentali. L'esempio di Berlusconi, non porre veti, è un insegnamento di Berlusconi che sdoganò il movimento sociale in Italia per bloccare il PCPD-SPD. Come si è visto sul Brennero, sui porti, io insisto su quella concretezza che ci consente di governare a vari livelli da decenni. Politica estera, rammento che la Lega ha sempre votato tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina ed è sempre al fianco di Israele. Questo non vuol dire accettare l'Europa così com'è. Intanto Salvini ha chiamato anche il gioielliere di Cuneo, il gioielliere piemontese Mario Roggero, condannato ieri in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario. Secondo il giudice ha sparato per uccidere. Nel 2015 la Lega si schierò anche a fianco del benzinaio Graziano Stacchio, scrive Il Tempo di Roma. Salvini ha chiamato il gioielliere dicendo: ti assicuro il mio impegno per riformare la giustizia. A meritare il carcere dovrebbero essere altri veri delinquenti e non persone come Mario che ha difeso la propria vita. Dice l'imputato: se sono pentito, penso che potevo essere morto. Sono sconcertato e deluso. Viva la criminalità. Mentre dicevamo prima, la notizia che riguarda la pagina economica e del lavoro svolta alla Lamborghini, al vertice della Lamborghini, amministratore delegato è Stefan Winkelmann, in fabbrica per 4 giorni dopo il caso della Exilux, Luxottica, applauso dei sindacati, premio di risultato di 4.000 euro. Settimana corta, produzione lunga. Dopo Essilor Luxottica, anche Lamborghini fa propria la riduzione di orario settimanale nei suoi stabilimenti. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre si è trovato l'accordo con i sindacati e le trattative sul contratto integrativo aziendale hanno portato a questo traguardo, la settimana corta. E dalla pagina economica vi segnalo però anche invece un'altra cosa drammatica, il dramma dell'acciaio italiano, come scrive Il Giornale. Ex Ilva finisce il teatrino di Arcelor. Oggi l'assemblea si va verso lo scioglimento di Acciaierie d'Italia e il commissario è alle porte. I sindacati vogliono cacciare il big indiano perché inadempiente, scrive il giornale. Sulla questione del gioielliere che ha ammazzato i ladri, quel di Cuneo, a Grinzane e Cavour, c'è da segnalare il commento di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, una sentenza che peserà, non si è considerata la continuità degli eventi e la reazione di colui che uccise i rapinatori. La sentenza va valutata non da sinistra o da destra, ma nei fatti. Parliamoci chiaro, difficilmente l'opinione pubblica approverà l'operato della Corte d'Assise di Asti sulla vicenda Roggero. Certo, questo non importa ai magistrati e ai civili che hanno costituito l'organo giudicante, ma è stata insufficiente la valutazione del contesto, cioè l'inseguimento dei rapinatori da parte del Roggero si realizza all'interno di un unico episodio delittuoso. I banditi entrano, legano la figlia, minacciano la moglie, raccolgono gioielli, li mettono in un sacchetto e fuggono. Rimane la sensazione di una ingiusta sproporzione tra i fatti, la loro gravità, la loro concitazione e lo stress di sicuro subito da Mario Roggero e dai suoi familiari e la gelida decisione dei giudici. Hanno il tempo di gettare la refurtiva nell'auto mentre sono inseguiti dal gioielliere che nell'operare mostra uno stato psicologico devastato dall'aggressione dei suoi familiari e dalla sottrazione di preziosi. Velocissimamente vi segnalo a proposito di giustizia il nuovo libro recensito sul Corriere della Sera dell'ex direttore del Mattino di Napoli, giornalista Alessandro Barbano, L'Agogna, Champagne, la notte della giustizia italiana, la nuova controversa puntata sul caso Palamara. Il tema intercettazioni, l'hotel Champagne, la ricostruzione dell'incontro all'hotel sul nuovo procuratore di Roma. Mentre, ancora da segnalare, è la pagina del Corriere dedicata alla sanità in sciopero, saltano le visite e l'intervista al ministro della Salute Schillaci. Le risorse sono aumentate, dice Schillaci, sulle pensioni via i correttivi. Il problema sono gli sprechi. Falso che il governo voglia depotenziare la sanità pubblica, piuttosto siano rapidi nella trattativa per il rinnovo del contratto. Sulle ragazze che fanno fatica in matematica a venire, pagina 11, Vannacci che reagisce, mi difendo da solo, siamo a pagina 8, Fausto Biloslavo su Il Giornale. Il generale parla di inchiesta a disciplinare a orologeria per screditarmi. Ma chi ha passato la notizia alla stampa? È istituita una commissione anche sull'uranio impoverito, la storica battaglia
del militare. Questa è la mossa del ministro della difesa, Crosetto. Con questo ci fermiamo, abbiamo una piccola pausa, le previsioni del tempo e poi con noi ci sarà l'avvocato Fabio Schembri. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale. Buon Natale! Buon Crismuca a tutti! Grazie. È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale. Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale. Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. È in definitivo allontanamento il vortice ciclonico dalla nostra penisola e la pressione sarà in aumento. Nelle prime parte della giornata avremo infatti ampio soleggiamento al centro-nord, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi, salvo sul Triveneto orientale, dove potrebbero verificarsi ultimi fenomeni, possibili anche sul basso Tirreno. Nel pomeriggio tempo buono ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali, con nubi invece più compatte su quelle meridionali, qui anche con isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siamo di nuovo in diretta, Giulio. Allora, siamo in diretta, credo che dovrebbe essere con noi anche l'avvocato Fabio Schembri, lo vedo, anzi lo saluto. Buongiorno avvocato Schembri. Buongiorno. Come sapete, insieme all'avvocato Luisa Bordò, al professor Nino D'Ascola, all'avvocato Patrizia Morello, difende Rosa Bazzi e Olindo Romano e ha chiesto la revisione del